Bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. 4 alunni dell'Istituto Mariano Rossi di Sciacca nell'Agrigentino che frequentano la quinta elementare sono stati feriti dopo essere stati investiti da un pulmino mentre stavano assistendo ad una manifestazione che si stava svolgendo all'aperto in un altro istituto scolastico. Fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni. È stato proclamato il lutto cittadino ad Acireale, dove la notte fra il sabato e la domenica Daniele Cantale Garano è rimasto vittima di un incidente stradale. La delegazione istituzionale del comune parteciperà alla cerimonia funebre che si svolgerà oggi con inizio alle ore 15 nella chiesa del Santissimo Salvatore. E restiamo ad Acireale, nel Catanese, seguito all'ospedale Santa Marta e Santa Venera un prelievo multiplo di organi su una paziente di 40 anni deceduta per arresto cardiaco. La donna ha donato fegato e reni, una scelta d'amore che la famiglia ha compiuto anche anni fa, autorizzando il prelievo di organi su un altro familiare, un gesto prezioso che salverà e migliorerà la vita di altri pazienti. Aggiornamento sui contagi Covid su Report Gimbe. In Sicilia è la provincia di Agrigento ad avere l'incremento più alto di contagi rispetto alla settimana precedente, 12,8%, mentre la provincia di Enna a registrare la maggiore diminuzione, meno 16,9%. Anche Palermo e Ragusa registrano un aumento del 7,8 e 3,8%, mentre le province dove si verifica la diminuzione dei casi sono le province di Catania meno 14,8, Messina meno 10,9, Trapani meno 10,5, Caltanissetta e Siracusa meno 6,4%. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio su ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.